Bonjour à tous, bienvenue dans Stretti et Piazzette. Et nous sommes dans le Dionsani cette semaine. Après Nicolas Manic, un jeune berger hier que nous avons rencontré au Olmicapé, la direction aujourd'hui Pioggia. Là, nous allons parler histoire avec l'une des mémoires du Dionsani, c'est Sant'Umassiani. France Bleu, RCFM. Io so di due roghe, ha detto un pere è Noela e un pere è Pioggia. Dunque, sono villaggio in nascita, per via che un moabo Andrea Massiani era di Noela, e sono villaggio dunque, e a mia mamma è qui, di mia battaglini, all'età di 4-5 anni, sono curato qui, e dunque di voi 53 so Jonsanincu e ho guidato a parlare noi lascia per provare quella Jonsaninca e dunque parlo Jonsanincu. A sto regione antichissima, regoliamo l'antichità, regoliamo dunque l'ebliga neolitica e gli impianti di nostri antichi cosiddetti sono numerosi in tutte queste luoghi qui. Un luogo qui ad Ornaglia nel Nosimo è un luogo di Gampa, di steiente di lascia antichità, 4.000 anni fa. Dunque è ricco uruglione di lascide, di stebliga, e poi dopo c'è un medievale che bene sopra, e poi dopo c'è un mondo moderno che ogni viene a voglia. Si può dire che passiamo da 2.000 persone in Dionsano verso il 1900, passiamo a 200 oggi, e tutti questi numeri qui vi facciano capire subito la situazione dei nostri luoghi. A quello che si interessa alla cultura e alla tradizione, qui face veramente un riimpiego di forze vive che erano quelle dei nostri vecchi, che lo siano ante la parlata, che lo siano ante l'usi, che lo siano ante i ganti. I ganti hanno veramente una funzione capitale perché trasmettono l'anima di una comunità. Ujonsani è un tesoro da sparte, perché se non sparte mica i tesori, il tesoro non ce n'è. E dunque speriamo che tutti quelli che giungono, che sono tocchi da evidenza ai luoghi, che sono tocchi da una maniera di campare, che ferma sempre appena viva in quelli che ci stiamo, e c'è maniera di sparte e di grande insieme. Et demain, nous resterons dans la région, on va prendre un petit peu d'auteur, nous irons à la maison forestière de Tartage, il est toujours dans le Dionsani, a ringrazia tutti et a domani. France Bleu, RCFM.